Visto che dall'acqua ha parlato anche di acqua, proseguiamo anche noi, insomma, no? A parlare di acqua con Jessica Cantore, che è consigliere comunale a Fiume Veneto, perché di acqua se ne sta parlando in questi tempi. C'è chi vuole magari l'acquedotto come l'amministrazione comunale e chi come voi all'opposizione invece siete contrari. Perché? Siamo contrari all'acquedotto perché Fiume Veneto ha una risorsa idrica, la risorsa delle proprie falde acquifere di valore inestimabile, nonostante in altri territori effettivamente ci sia un problema di acqua. Siamo quindi contrari a quello che è il trend dell'amministrazione comunale, cioè quello di spingere verso la realizzazione di un acquedotto. Si sono fatti già degli investimenti importanti a Cimpello. Sono stati spesi circa 300.000 euro appunto in termini di acquedotto. A nostro parere, richiamo apprezzato l'intervento della dottoressa Zamparo, c'è bisogno invece di valorizzare quelle che sono le risorse che Fiume Veneto ha, c'è bisogno di rieducare e di riportare alla cultura dell'utilizzo dell'acqua. Ed è in questo senso che noi come gruppo Flumen, ma anche il Comitato Acqua e Acqua di Fiume Veneto e i cittadini hanno in questi anni di problemi con il servizio idrico attuale, hanno voluto sollecitare un intervento dell'amministrazione comunale. Intervento che purtroppo ad oggi non è stato risolutivo. Ci sono stati vari problemi riguardanti i contatori, riguardanti la fatturazione, ma ad oggi nulla di concreto. Ed è per questo che, stante la situazione attuale, in cui invece più di un acquedotto necessiteremo di un intervento sulla rete fognaria, perché è corretto non sprecare l'acqua, ma anche corretto depurare l'acqua. In questa situazione abbiamo lanciato negli ultimi giorni un appello al nostro sindaco che, se vogliamo, è una provocazione ma porta in sé un messaggio importante, quello di riportare al centro gli interessi dei cittadini di Fiume Veneto. Ci chiediamo se la situazione tale qual è in questo momento possa essere portata avanti. Certamente no, quindi una svolta potrebbe passare attraverso l'uscita come soci da LTA. Senta, con una battuta, visto che lei è l'opposizione, ma come si può, per esempio, no, nel vostro comune, mi chiedo, no, questa è via Fratte, Cimpello fa parte del comune di Fiume Veneto, no? Esattamente. Ma come si può fare le strisce pedonali, guardi che roba, che finiscono davanti al guardrail? Cioè io dico, ci vuole veramente una... Purtroppo siamo perfettamente a conoscenza di questa situazione perché l'abbiamo evidenziata ma cosa fa uno? Salta a al primavera guardrail? Di quest'anno. No, sono perfettamente d'accordo con lei. No, perché in teoria io attraverso sulle strisce pedonali, però se vado se cammino sul bordo non sono più un pedone, diciamo, ma posso essere, ha capito? Sono d'accordo, ancora più preoccupante è la risposta che abbiamo ricevuto come gruppo ad un'interrogazione sul punto che serve per i cavalli? No, che lo scopo era quello di mettere in sicurezza i ciclisti. Come i ciclisti? I ciclisti prima di raggiungere l'incrocio con via Fratte, consentendo l'attraversamento. Allora dica a chi ha detto questo, che è anche ignorante perché ignora, perché questo passaggio è solo pedonale. Perché se ci sono i ciclisti che devono attraversare e stanno in sella, ci deve essere a fianco di queste strisce i cosiddetti rettangoli. Ogni striscia deve avere un rettangolo. Quando c'è il rettangolo, allora i ciclisti possono attraversare in sella. Sfido qualsiasi ciclista che una volta arriva a scendere dalla bicicletta e attraversarlo a piedi. Concordo con lei, abbiamo chiesto diverse volte. Perché se arriva a Fiume e vedo quello lì, penso che sia per i pedoni. Un'assunzione di responsabilità e anche un intervento da parte del sindaco, perché è una situazione quantomeno imbarazzante. Vabbè, lo faremo vedere direttamente a Vaccher quando verrà qua. Grazie Jessica Cantore. Andiamo in Veneto.